Andiamo a rivedere quanto è successo in questo match terminato per 6-1 con il Sassuolo che subito si fa vedere in avanti con Bugeia in verticale per Tomaselli, controllo col destro e poi trafigge in uscita il portiere Fabiano per il gol dello 0-1 dopo appena 4 minuti. Azione perfetta di Bugeia che imbuca per Tomaselli che con il destro va a infilare Fabiano in uscita per il quarto gol in questo campionato per Tomaselli. Ancora Bugeia, palla che va a sbattere contro la barriera, poi lo scarico di Fugges per Filangieri che trova un destro incredibile che si infila all'angolino per il gol dello 0-2 proprio al sesto minuto. Primo gol in questo campionato per il difensore Filangieri che sorprendentemente buca le mani a Fabiano, dando il 2-0 solo dopo 6 minuti al Sassuolo ai danni dell'Empoli. Ionna con questa punizione al bacio prova a riaprire il match. Grandissima punizione chirurgica della giocatrice in prestito dalla Juve che trova il suo 10° gol in questo campionato. Destro chirurgico che non può lasciare scampo al portiere del Sassuolo. Si continua ad attaccare, l'Empoli ci crede e qui l'arbitro non ha dubbi, decreta il calcio di rigore per questo fallo da parte di Fugges ai danni di Acuti. Prende il pallone ma prende anche la caviglia di Acuti, va, prugna, spiazza il portiere ma colpisce il palo e quindi rimanda la probabilità di un pareggio. Si rimane sul 2-1, Sassuolo che ci prende coraggio comunque dopo lo sventato pareggio. Qui però Brignoli non trova di testa il gol, trova solo le mani di Fabiano. Finisce così il primo tempo sul 2-1 in favore del Sassuolo che riparte con grinta, ma prima c'è una punizione di Benedetta Ionna che prova dai 30 metri con questo siluro che va però a urtare i cartelloni pubblicitari. Qui Bugeia parte palla al piede, non la prende Derita, la palla sul destro a freddare in uscita Fabiano per il gol del 3-1 per la solita di Bugeia che quando parte al palla al piede è difficile prenderla e qui con il destro però non lascia scampo a Fabiano in uscita per il suo 11° gol in questo campionato. Prova a reagire l'Empoli con Di Guglielmo per Acuti che di testa non trova lo specchio della porta, trova solo i cartelloni pubblicitari. Ancora Sassuolo, ancora Pirone che trova lo spazio per scaricare per Bugeia che apre il destro in maniera sublime e trova un gol davvero favoloso che lascia immobile Fabiano e qui va a ringraziare la sua compagna d'attacco e di assist Pirone che poi trova anche lo spazio per il tiro dove però non trova la porta, trova solamente il fondo. Sassuolo che comunque non si arrende, sulle ali dell'entusiasmo continua ad attaccare, quindi Guglielmo sbaglia l'appoggio di testa su questo cross dalla destra, ne approfitta Ferrato che col destro appena entrata trova il gol per il Sassuolo. Rivediamo qui Ferrato con il destro approfitta di questo Arachiri tra Fabiano e Di Guglielmo. Non esce bene Fabiano, sbaglia anche l'intervento del capitano dell'Empoli Di Guglielmo, allora ne approfitta Ferrato per il gol del 5-1. Poi qui ci prova da lontano Prugna con il sinistro cercando di rimediare al rigore fallito. Poi ancora Sassuolo, Ferrato, Cambiaghi, ancora Cambiaghi che anche lei è entrata a partita in corso, trova il sinistro a freddare Fabiano per il gol definitivo del 6-1. Sinistro che non lascia scampo, dice che può bastare così senza recupero il direttore di gara. Il Sassuolo chiude al terzo posto una stagione favolosa